Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'imprenditore barbaricino Pietro Tolu, amministratore di Vigilanza Lanurese, è il nuovo presidente regionale di Confcooperative Lavoro e Servizi, che rappresenta in Sardegna più di 190 imprese con 2.000 soci, circa 3.000 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 200 milioni di euro. È stato eletto nel corso dell'assemblea che ha analizzato a Cagliari la fase cruciale del nostro sviluppo, in un momento difficilissimo soprattutto per l'aumento vertiginoso delle spese generali. Un contesto in cui le imprese cooperative in attività nelle filiere dei trasporti e della logistica, della sicurezza, dei servizi portuali, dell'energia, dell'ICT, dei servizi e delle manutenzioni industriali, delle costruzioni e dei professionisti devono operare in una situazione che sta velocemente cambiando anche nell'approccio con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti in settori sensibili e strategici per la vita della comunità sarda. E siamo in apertura di trasmissione, lo facciamo con Pietro Tolu, che avrà il compito di guidare in un momento veramente difficile, un momento cruciale, la cooperazione in settori nevralgici come abbiamo visto quello della logistica, dei trasporti, dei professionisti in generale. Tante situazioni dove l'aumento dei costi vi sta mettendo in grandissima difficoltà. Assolutamente sì, come dice lei è un impegno notevole, portare avanti il mondo della cooperazione, portare avanti tutte quelle che sono le esigenze delle imprese, delle cooperative in un territorio come la Sardegna, quindi sono onorato di questo incarico, al tempo stesso ne sento il peso e la responsabilità di tutto ciò che deve essere portato avanti. Ecco. Qual è il segreto per superare questo momento di difficoltà estrema? Direi un momento cruciale. Beh, sicuramente la cooperazione, più di tutto, perché da soli non si va da nessuna parte, al tempo stesso cooperando con tutti e creando sinergie si riesce sicuramente a superare tanti ostacoli. Presidente Tolu, quanto vi ha insegnato il periodo del Covid, dove il vostro mondo ha dimostrato di essere il più resiliente, può servire oggi? Beh, ci ha insegnato tantissimo e soprattutto ci ha insegnato che nulla deve essere dato mai per scontato, da un momento all'altro può cambiare il mondo, possono cambiare gli scenari e quindi bisogna essere pronti a cambiare noi stessi. Voi siete legati anche alla stagione turistica, come la vede? Un'occasione vantaggiosa alla chiusura di tanti siti importanti a livello internazionale? Sì, sicuramente sì, diciamo che la Sardegna da quel punto di vista può fare tanto, può fare ancora di più, quindi la vedo in chiave ottimistica assolutamente. Voi rappresentate 190 aziende,
2.000 soci, 3.000 operatori del settore, 200 milioni di fatturato, quindi una grande realtà della Sardegna. Assolutamente sì, e questi anni che ci aspettano di lavoro devono essere, come dire, orientati anche a coinvolgere ancora di più cooperative e imprese che vogliono far parte di Confcooperative. E dal neopresidente Tolu eccoci con Onnis, esperienza alla guida regionale, oggi alla guida della fase territoriale della cooperazione di Confcooperative. Abbiamo parlato con Tolu di tutte le difficoltà di questo momento, dell'esperienza che avete maturato durante il Covid, dove vi siete messi in evidenza per la resilienza rispetto a tutti gli altri comparti del mondo economico. Come vede il futuro? Ma innanzitutto è importante quello che è stato sottolineato: gli anni complessi del Covid hanno visto la cooperazione resistere garantendo posti di lavoro, spesso erodendo i patrimoni netti delle stesse cooperative a favore e a supporto dei lavoratori. Il futuro è denso di difficoltà e di problematiche. Innanzitutto l'assemblea di oggi copre un vasto mondo della logistica, del trasporto su gomme, che in Sardegna è molto diffuso, e qui risentiamo quello dove i costi sono diventati vertiginosi, in qualche caso raddoppiati. Raddoppiati, naturalmente i problemi sono di grande attualità, il costo del carburante è alle stelle e soprattutto abbiamo una rete infrastrutturale stradale che collega le arterie della Sardegna e andrebbe completamente rivista, con indici anche di pericolosità. Questo fa sì che le cooperative che si occupano di logistica garantiscono il trasporto merci su gomme in tutto il territorio regionale con non poche difficoltà. Occorrerebbe da parte della politica regionale un'attenzione maggiore, che viene sempre naturalmente richiamata e proclamata, ma ahimè solo parzialmente applicata. Come vedi il futuro per quel che riguarda l'economia turistica? Ma il turismo nel vostro settore vuol dire anche economia culturale dei giovani che sono impegnati in tutte le fasi del turismo all'interno della Sardegna. Ma turismo e cultura sono due aspetti che camminano insieme, camminano su binari paralleli. Da una parte osserviamo un grande elemento positivo, un ritorno dei giovani alla cooperazione di cultura e alla cooperazione turistica. Dall'altro tuttavia dobbiamo superare un annoso problema storico della Sardegna. Turismo in Sardegna non significa solo i 2 mesi estivi, ma dobbiamo vincere la sfida di garantire un turismo per gran parte dell'anno con l'entroterra, con i siti turistici e col nostro patrimonio. E qui richiamo un elemento che mi sta particolarmente a cuore: abbiamo un patrimonio, una parte del nostro patrimonio storico, mi riferisco alla civiltà dei nuraghe, che ancora giace sottoterra e purtroppo non possiamo ancora visitarlo. Questo potrebbe essere, nel momento in cui viene rivisto e rivalutato, un'importante attrattiva per il turismo non più estivo, perché guardate, 2 mesi l'anno portano benefici all'economia sarda, ma in maniera molto parziale. Ed essendo un convegno dove si parla di trasporti, uno dei relatori è stato l'ingegner Fancello. Il vostro progetto, che deve unire l'aeroporto di Cagliari con la zona territoriale, come sta andando? Allora, il progetto praticamente sta finendo, perché poi era finanziato dal PNRR, quindi siamo in fase di conclusione. Ci sono stati già degli esiti positivi, perché il progetto racconta e narra il fatto che l'aeroporto deve diventare non solo la porta d'ingresso e uscita alla Sardegna, ma diventeranno gli aeroporti dei veri e propri hub territoriali in grado di attrarre flussi e di gestire dei flussi di traffico finalizzati a far crescere tutto il territorio. Quindi l'aeroporto si candida ad essere uno degli hub principali per la gestione dei traffici, non solo aeroportuali ma anche ferroviari e stradali, di tutto il sud Sardegna. Ma il vostro è un progetto pilota che poi riguarderà i 3 aeroporti della Sardegna? Assolutamente, Cagliari è stato solamente un centro pilota, ma noi nelle analisi che abbiamo fatto insieme anche all'Università di Cagliari abbiamo coinvolto e studiato anche l'aeroporto di Olbia e l'aeroporto di Alghero, e quindi, ma questo è un trend che si sta seguendo a livello nazionale ed europeo, cioè intorno agli aeroporti, visti i grandi investimenti che vengono fatti prevalentemente di natura pubblica, gestire e organizzare i sistemi che possano poi avere delle ricadute positive su tutto il territorio. Trasporti e costo dei carburanti,
quanto influirà sulla stagione turistica 2026? Ma allora bisognerebbe avere una palla di cristallo per capire cosa succederà, perché vediamo che le condizioni stanno cambiando di giorno in giorno e di settimana in settimana. Certamente un tema molto delicato, se purtroppo le condizioni rimarranno quelle attuali, da quello che ovviamente si legge e si sente, ma non a livello regionale ma a livello mondiale, ci sarà una contrazione. Il tema è capire come la Sardegna deve rapportarsi e deve essere considerata rispetto agli altri, perché noi come Sardegna non abbiamo alternative e quindi in questo caso la Regione ma anche il Governo deve individuare delle priorità, nel senso che la Sardegna, avendo solo i sistemi marittimi aerei per potersi collegare con il resto del mondo, dovrebbe avere una priorità di collegamento rispetto ad altri sistemi che invece attraverso il territorio possono essere gestiti. Un'ultima curiosità, il fatto di avere nella parte meridionale della Sardegna un gigante come la Salas che produce carburanti può essere un fattore positivo? Ma questo, ricordiamo che la Salas è un'azienda privata e quindi naturalmente come azienda privata ha i suoi contratti, ha le sue relazioni. Potrebbe essere un fatto positivo ma va inserito all'interno di un contesto di sistema dove a questo punto la connessione pubblico-privato deve in qualche modo giocare un ruolo. Io non conosco quali siano i contratti della Salas e quali siano le relazioni della Salas. Ripeto però, secondo me è prioritario porre l'attenzione sull'insularità della Sardegna e quindi definire che la Sardegna ha priorità rispetto ad altri territori. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E dopo aver parlato di trasporti in apertura con l'assemblea di Confcooperative Lavoro Sardegna, che ha eletto Pietro Tolu alla presidenza, rimaniamo sul tema con il 12° congresso regionale di UIL Trasporti, con focus sul tema delicatissimo e di grande attualità del caro carburanti, che per la Sardegna soprattutto evidenzia il rischio isolamento. Nel corso dei lavori del sindacato guidato da Fulvia Murru si è sottolineata la necessità del via libera al piano della mobilità per evitare effetti dirompenti. È necessaria una regia pubblica per affrontare le criticità strutturali tra continuità territoriale e collegamenti interni. Le tensioni globali e il caro carburanti pesano su un sistema già fragile tra aumento dei prezzi e instabilità internazionale. Servono pianificazione e prevenzione. Al termine del congresso, Valerio Mereu è stato rieletto nel frattempo segretario generale con l'impegno del rilancio del ruolo strategico del comparto dei trasporti per l'isola. Congresso UIL Trasporti fondamentale, anche visto il periodo, il caro del gasolio, la continuità territoriale influirà anche sul trasporto marittimo dell'isola. Sì, certo, è un momento molto importante perché comunque dobbiamo fare squadra per difendere quello che è il diritto alla mobilità della Regione Sardegna. Noi ovviamente, lo dico sempre, essendo un'isola non abbiamo grandi alternative e quindi sicuramente alcuni collegamenti dovranno essere tutelati e questa è la posizione della Regione Sardegna. Poi ovviamente è anche un'occasione per guardare più in là, ricordo tanti temi importanti che stiamo affrontando da parecchi mesi ormai che però arrivano al punto, che ricordo ad esempio la riforma del trasporto pubblico, una riforma che dovrà sostenere anche quello che è una transizione energetica. Già da tempo la Regione Sardegna punta sull'idrogeno, quello che sta succedendo in questi giorni ci fa capire quanto è importante essere comunque autonomi anche nel confronti energetico. Non bisogna fare soltanto un mero calcolo aritmetico, ma anche considerare quanto l'indipendenza e l'autonomia sono importanti da questo punto di vista. Noi facciamo delle valutazioni, diciamo, che hanno quasi un senso diametralmente opposto su alcuni temi. Noi cresciamo, siamo un'organizzazione più forte, siamo consapevoli di affrontare il tema del lavoro, il tema della socialità in modo diretto, senza strumentalizzazioni, per cui stiamo crescendo molto. D'altro canto stiamo affrontando una situazione molto complicata, molto difficile, che ricadrà sul mondo dei trasporti e dei servizi, sta già ricadendo sul mondo dei trasporti e dei servizi. Affrontiamo i temi che già sono in noi, che sono fratture più che evoluzioni dell'intelligenza artificiale. Ci sono state delle situazioni molto già dirompenti in società, per cui dobbiamo affrontare, essere consapevoli del nostro ruolo importante e affrontare queste situazioni con determinazione, con grande unità e sapendo che siamo una parte importante di un progetto ancora più importante che è quello che sta portando avanti la UIL. Noi siamo una parte organica di un'organizzazione di valori importanti come quelli della UIL e riteniamo che vada ribadito proprio in questi contesti. Un aspetto fondamentale è il caro del carburante, soprattutto sul trasporto aereo e la continuità territoriale per la Sardegna. A prescindere dal trasporto aereo, anche le navi, voglio dire, si rischia dopo questa situazione geopolitica che ci sta portando quasi al collasso, il caro carburante, rischieremo di essere ulteriormente isolati all'interno dell'isola, perché comunque alcuni aeroporti della penisola già scarseggia il prodotto principale, appunto il kerosene per far viaggiare gli aerei.
secondo un suo osservatorio, che è più sensibile di altri indubbiamente, è stato detto anche a livello nazionale, ma se il carburante è già stivato, è già stato conservato, diciamo così, proprio per essere distribuito, questo aumento non è giustificato, sarebbe giustificato per le prossime lavorazioni? Sicuramente è così, la speculazione chiaramente persevera in Italia, è sempre così, oggi c'è una situazione e dalla mattina dopo c'è l'aumento, ma così perché l'acquisto del carburante va acquistato prima con barili, dopodiché si fa una quotazione. È una pura speculazione che questa cosa qui continua a danneggiare l'isola. C'è una metamorfosi nel mondo dei trasporti, abbiamo la situazione geopolitica mondiale non ci aiuta di sicuro, col rincaro dei carburanti, la tassa ETS che ci impone per la decarbonizzazione europea ci sta costando tantissimo in costi di trasporto, il calo demografico in Sardegna sta diventando sempre più importante. Lei pensi che nei prossimi 4 anni scompariranno 25.000 residenti, dunque, che è una città come Iglesias, dunque dobbiamo tener conto anche di tutti questi fattori per il trasporto futuro. Noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo un'isola, e in un'isola, dentro l'isola, dove poi abbiamo altre 2 isole che è la Maddalena e Carloforte, noi dobbiamo comunque sicuramente ragionare su come deve essere il trasporto, dunque e questa è la giornata adatta proprio per tirare giù le somme e per fare dei progetti futuri. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Politica e istituzioni sono oggi di fronte a una realtà che non può più essere ignorata. La Sardegna è il territorio più fragile d'Italia per opportunità offerte ai giovani, per garantire il futuro dell'economia regionale che nelle aree interne vede nell'artigianato il 57,4% dell'occupazione totale. Occorre un'azione strutturale. È necessario potenziare la formazione professionale e facilitare il passaggio generazionale attraverso la riduzione del carico burocratico e fiscale. Senza giovani, l'artigianato e l'intera Sardegna rischiano di spegnersi. Sono queste le conclusioni emerse da 2 giorni della prima convention nell'isola tra giovani imprenditori, organizzata dai vertici regionali di Confartigianato ad Arborea nel fine settimana, dal titolo La scelta di restare, giovani artigiani tra identità, passione e sguardo sul mondo. La Sardegna parla di spopolamento, parla di rientri, un po' di andare un po' indietro con il lavoro, però questi giovani imprenditori hanno giustamente diritto o possibilità o vorrebbero rientrare. Chi vuole rientrare, chi vuole rimanere, chi vuole investire. Che panorama gli diamo a questi ragazzi? Ma riguardo a questo, Confartigianato si sta muovendo proprio per cercare di risolvere queste problematiche, soprattutto cercando di supportare quelli che sono i giovani imprenditori, perché oggi con la glaciazione demografica è un problema grosso, non di poco conto. In più oggi abbiamo il cambio generazionale che non è lo stesso di poco conto, quindi noi stiamo cercando di supportare come Confartigianato regionale i giovani imprenditori, cercando di incontrarci. È un tempo un po' particolare questo, soprattutto pensando a dover iniziare qualche cosa per un futuro che è tinto anche di armi, di guerre. Certo, la guerra oggi non aiuta le imprese a portare avanti quelle che sono le idee, ma soprattutto oggi c'è un problema anche di credito dove le imprese fanno fatica e a un costo molto elevato. Quindi l'unica cosa per il momento è cercare di avere molta iniziativa e soprattutto di appoggiarsi a quelle che sono le associazioni di categoria che possono dare una mano, penso, grandissima, sfruttare l'esperienza maturata in questo settore. Assolutamente, noi come Confartigianato proprio ci stiamo mettendo a disposizione per queste giovani imprese che vogliono intraprendere questo percorso che oggi non è facile e quindi credo che sia fondamentale incominciare a sederci, a parlare, a discutere di quelle che sono le problematiche e cercare di confrontarci con la politica per poter dialogare e cercare di risolvere questi problemi che non sono di poco conto. Sono 12.000 gli under 35 che hanno deciso di restare o tornare sul territorio per fare impresa. Quella di Arborea è stata l'occasione per il confronto tra 100 giovani imprenditori tra voglia di crescere, passaggio generazionale e crisi demografica, mentre l'isola è all'ultimo posto per opportunità e attrattive per le nuove generazioni. Il mio lavoro, grazie a Dio, funziona, però quello che c'è da pagare è la cosa più difficile, ecco. Quindi possiamo dire che un'associazione che ha un'esperienza che viene da molto lontano possa darvi una mano. Assolutamente sì, assolutamente. Ripeto, hai un'idea di futuro ancora migliore? Cioè vorresti creare qualche cosa di più o sei già a posto nel tuo settore? No, mai, non mi fermerò mai. Assolutamente no, quindi bisogna andare avanti e avere sempre idee, insomma, e poi speriamo di lasciarlo a qualcuno che abbia più idee di me. Esatto, che segua. Una falegnameria non è una cosa semplice per una donna, vero? È un lavoro un po' difficile, però è molto bello, molto creativo e che negli ultimi tempi sta diventando impegnativo sia a livello di tasse, di burocrazia e anche far capire il valore di un lavoro artigianale sta diventando abbastanza. Come sei arrivata a fare il falegname? L'impresa di famiglia, mio padre falegname, ha fatto tutta la vita il falegname, quindi abbiamo preso le redini io e mio fratello. Difficoltà? Difficoltà, come ho detto prima, le tasse, burocrazia, avere tutto perfettamente in regola e sta diventando tosta ora.
Nel corso della 2 giorni nell'Oristanese è stato presentato il dossier sulla Young Economy sarda. Presidente dei giovani imprenditori, cioè non è una carica pesantina, come l'hai affrontata? Allora, sicuramente è una carica che porta delle responsabilità specialmente dal punto di vista del non far sentire soli i nostri giovani, perché credo che un movimento, un'associazione come Confartigianato abbia questo scopo, quello appunto di non far sentire soli, di non far sentire smarriti i giovani che si vogliono lanciare in questo percorso, in questa vita che è la vita imprenditoriale appunto. Quindi diciamo così, la vivo in questa maniera. Perfetto, no, è nell'approccio giusto, anche perché se uno assume una carica giustamente deve essere consapevole di ciò quali sono gli oneri e quali sono gli onori. La situazione in questo momento? Allora, la situazione la commento positivamente, devo dire, già la partecipazione a questo evento, che è il primo nostro evento regionale, vuol dire tanto. Sicuramente vuol dire che ci sono dei giovani che si mettono in gioco e dei giovani che non solo si mettono in gioco, ma vogliono dire al mondo, vogliono gridare che si stanno mettendo in gioco. Quindi un po' come dire, come invitare altri nostri coetanei a fare la nostra stessa scelta, a non avere paura, anche a dire appunto non siete soli, ci siamo noi. Quindi questo lo vedo come un segnale molto positivo, il fatto che ci sia un gruppo, ci siano dei giovani e non pochi, tra l'altro, che si stanno mettendo in gioco e si sono lanciati. Confartigianato, diciamo così, da una parte i giovani, Confartigianato ha un'esperienza di tanto tempo. Ecco, come vi siete approcciati? Con che tipo di dialogo avete? Allora, devo dire la verità con, diciamo così, la parte alta della nostra associazione, non voglio chiamarli senior, c'è un c'è un dialogo c'è un clima di condivisione, di dialogo e soprattutto di guida. Questo è fondamentale perché appunto loro che ci hanno preceduto nell'essere giovani danno continuamente dei consigli, ci guidano, ci aiutano anche ad avere una direzione e sicuramente ci danno una grossa mano, sia a livello appunto imprenditoriale, personale, ma anche e soprattutto associativo. Questo scambio continuo, il fatto che appunto il movimento giovani sia parte dell'associazione, non sia una particella impazzita separata, è sicuramente fondamentale ed è quello che determina la buona riuscita delle iniziative e la buona tenuta del gruppo. Quindi a questo punto diciamo che un futuro che, volendo in momenti anche abbastanza preoccupanti, ma che è un futuro che potrebbe essere anche abbastanza roseo, perché la voglia, l'età, lo spirito, la forza anche di poter affrontare determinate cose, più la compagnia di, non chiamiamolo un nonno, chiamiamolo di un papà, o di un fratello maggiore, potrebbe essere anche risultare una miscela giusta. Assolutamente, anche se c'è da dire, è chiaro che servono delle condizioni strutturali affinché questo passaggio, questa esplosione di imprese giovani possa essere agevolata. Un passaggio che, giocoforza, deve essere fatto dalle istituzioni. Per noi è fondamentale essere agevolati in diversi temi, specialmente parlo dell'accesso al credito, che è un tema per un giovane che si affaccia specialmente per la prima volta all'impresa, è il tema forse, ma anche verso un sistema burocratico più snello, più mirato, che non faccia scoraggiare un ragazzo che è pieno di belle idee, belle speranze e poi si deve scontrare contro l'elefante burocratico italiano e regionale. Quindi sicuramente il fatto che ci sia un capitale umano importante è un punto fondamentale, ma la struttura, l'ambiente, la burocrazia e le istituzioni devono fare la loro parte per coltivare, per incentivare e per far sì che ci sia un ricambio generazionale, che questo duri negli anni, vada avanti. Ecco, diciamo che possiamo chiudere così, con questo bel messaggio di speranza e soprattutto con l'espressione di una volontà di non arrendersi a priori, ma di lottare e portare avanti le proprie idee. Assolutamente sì. Noi non siamo quelli che sono rimasti, siamo quelli che hanno scelto di restare. Hanno preso consapevolezza, il coraggio a quattro mani, hanno detto va bene, noi siamo in Sardegna, siamo sardi, vogliamo costruire, oltre che impresa, valore aggiunto per il nostro territorio. Quindi sì, la nostra è una scelta.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Le 12.000 imprese sarde guidate da giovani under 35 corrono, cambiano, restano, resistono, rinascano e creano economia, ma devono anche fare i conti con un sistema che non ne agevola la crescita, una glaciazione demografica che frena il passaggio generazionale e un mercato del lavoro sempre in bilico tra bassa occupazione, alta inattività e fuga dei talenti. Situazione purtroppo confermata anche dall'indice Youth Friendly 2025, che pone l'isola all'ultimo posto per opportunità e attrattività delle nuove generazioni di imprenditori. Sicuramente il contesto internazionale non dà una grande spinta di entusiasmo. È anche vero che qui viene il grande valore dei giovani imprenditori, perché nonostante il contesto internazionale e spesso anche quello locale non sia sempre favorevole, ogni giorno alzano la serranda per poter portare avanti il proprio progetto e nel farlo valorizzano le comunità dando lavoro, offrendo cultura imprenditoriale, ma anche valorizzazione di quelle che sono il saper fare e la continuità anche verso il passato, sempre con uno sguardo al futuro. Confartigianato come si presenta nei confronti di questi nuovi imprenditori? Confartigianato è una piattaforma che dà supporto ai giovani imprenditori sia dal punto di vista imprenditoriale sia nella rappresentanza, quindi anche la possibilità
a diversi livelli di poter dire la propria è qualcosa di grande valore. Quindi l'obiettivo anche che ci poniamo come giovani imprenditori e come rappresentanti di una categoria è quello di non perdere mai la speranza e provare sempre a portare la nostra voce e i nostri valori. Diciamo che i giovani imprenditori non sono il futuro, ma sono esattamente il presente, perché ogni giorno ci impegniamo a guardare al futuro e anche con grande responsabilità verso le nuove generazioni. E il problema economico, le banche, ecco, Confartigianato che rapporti ha con le banche, che cosa può aprire a questi giovani imprenditori? Confartigianato dà un grande supporto da questo punto di vista, in particolare con i consorzi FIDI, nella ricerca di bandi, nello sviluppo dei progetti, nel supporto, anche spesso supporto morale in certi casi, nel dare una visione e una mano d'aiuto nel momento in cui si ha bisogno di un supporto anche per sviluppare i propri progetti. Insomma, un braccio sulla spalla che accompagna verso il futuro. Esattamente, ed è una grande mano d'aiuto, perché spesso l'imprenditore si sente solo, e stare invece in un'associazione di categoria ti permette di confrontarti con i tuoi colleghi, con i tuoi amici imprenditori, perché poi si diventa anche amici, si crea network, e non sentirti solo, appunto, e scoprire che magari qualche problema che stai affrontando tu qualcuno l'ha già risolto, e d'altra parte qualcosa che hai risolto tu potrebbe aiutare qualcun altro. Ecco, questo è veramente un valore straordinario. Sono questi alcuni degli argomenti trattati durante i lavori della prima convention regionale dei giovani imprenditori di Confartigianato Sardegna, dal titolo La scelta di restare giovani artigiani tra identità, passione e sguardo sul mondo, che per la prima volta in assoluto nell'artigianato sardo ha visto confrontarsi i giovani imprenditori provenienti da tutta la Sardegna su argomenti come i volti di una generazione che riparte dai luoghi, la restanza che crea futuro, il passaggio generazionale, l'impresa che nasce dalle persone e dal territorio. Che dall'alto dell'esperienza, almeno sotto il profilo di quello che possono essere gli adempimenti, tutto quello che può essere la burocrazia, potrà esservi di aiuto. Assolutamente sì, diciamo che in questo specifico momento storico sono del parere che bisogna dare un forte spazio ai giovani, anche perché una mente giovane da quel punto di vista può dare veramente un forte valore aggiunto all'imprenditoria, soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie, con le quali proprio i giovani e i futuri giovani imprenditori sono cresciuti. Quindi adoperando degli strumenti che per chi è nel settore oramai da parecchio tempo potrebbe diventare fortemente una boccata d'ossigeno molto importante. C'è da dire che poi spesso e volentieri ci si scontra con quella che è la burocrazia, con un sistema che purtroppo non va di pari passo con quelle che possono essere le innovazioni, soprattutto presentate dai giovani. Anche le ambizioni. E le ambizioni sì, perché spesso vengono frenate proprio da un sistema che ci si presenta davanti, che limita fortemente le possibilità di crescita e la voglia più che altro di crescere. Ecco, questo mi hai esposto quello che può. Come ti poni nei confronti di questa, cioè che grado di fiducia hai o di speranza hai? Io sono molto speranzoso sui giovani, ma non per altro, perché proprio essendo cresciuti in questo contesto sono di loro già temprati ad affrontare delle dinamiche sociali già di per sé complesse. Secondo me l'essere perlomeno come dire, diciamo, non perdere la speranza, ok? Questo può sicuramente permettere ai giovani di trovare il loro spazio. C'è da dire che ovviamente associazioni come Confartigianato riescono a dare una grande mano proprio perché conoscono già quello che è il mondo della burocrazia, o perlomeno come poter aiutare un giovane a farsi strada. È una bella impresa seguire questi giovani, perché loro hanno tante iniziative, ma voi dovete essere quelli, i genitori buoni che gli insegnano cosa devono fare. È il nostro futuro. Io dico sempre che alla fine noi abbiamo la cultura dell'apprendista e del maestro, non all'interno dell'artigianato. Però in questa fase storica i giovani, con la digitalizzazione, con l'innovazione, diciamo che sono anche un supporto per le persone più grandi, quindi è un dono reciproco, no? Uno insegna con l'esperienza la gestione e diciamo anche la tradizione, e l'altro invece la arricchisce. È una bella impresa. Piuttosto, ecco, sono i tempi che sono piuttosto duri.
I tempi sono duri, però proprio i ragazzi, anche l'unione dei ragazzi, si confrontano, riescono attraverso la formazione ad avere un supporto sulla loro crescita aziendale, sulle informazioni necessarie all'azienda per stare in piedi, per crescere, e inoltre sono anche di supporto a tutto ciò che è il giovane, in particolare tutto ciò che è il contesto dei giovani, quindi la formazione della scuola, la presentazione dell'impresa nelle scuole, perché come sappiamo le imprese stanno diminuendo, oppure ci sono delle imprese, diciamo, con una nuova natura, e loro stimolano attraverso anche la loro esperienza le nuove generazioni, il futuro delle attività. Un'impressione personale, si può sperare per questi giovani? Cosa li stiamo lasciando? Secondo me sì, a parte che hanno visione e quindi si stanno nel contesto che stiamo vivendo, ovviamente con tante emergenze, l'ultima questa del carburante, che insomma ovviamente soprattutto nelle aziende di produzione andrà a incidere molto, nelle aziende di trasporto, però sono anche capaci di avere una visione del futuro. Quando tu raggiungi una certa età, tu hai un periodo di visione, ma loro hanno 50 anni di visione, per cui sicuramente c'è futuro e sono sicuro che porteranno lo Stato e la nazione a un altro livello. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La SFIRS, la società finanziaria della Regione Sardegna, rafforza la sua presenza nel nord dell'isola, in un'area strategica per lo sviluppo con un forte peso economico e con una significativa presenza di filiere agroalimentari, manifatturiere e votate all'export.
Ieri, con l'inaugurazione della nuova sede di Sassari, rilancia i servizi per le imprese del territorio con l'obiettivo di creare un nuovo ecosistema finanziario locale, dialogando con il sistema dei comuni, delle associazioni di categoria e dei professionisti. Con oltre 500 milioni di euro di fondi regionali gestiti e un organico di 75 professionisti qualificati destinati a diventare 100 in tempi brevi, la Sfirs consolida il proprio ruolo di principale intermediario pubblico a supporto dello sviluppo economico della Sardegna. È importante per me e per Sfirs essere di nuovo presenti nel nord Sardegna, specificamente a Sassari. Dico di nuovo perché avevamo una sede diversi decenni fa, oggi inutilizzata, l'abbiamo rimessa in sesto. Abbiamo già una risorsa pronta e mi fa piacere poter annunciare tra l'altro che porteremo dentro gli stagisti dell'Università di Sassari, potremo anche creare delle opportunità di collocazione di risorse e anche di formazione specializzata per quanto riguarda l'offerta di strumenti e soprattutto l'orientamento a favore delle imprese. Teniamo molto a questo momento perché Sfirs vuole riprendere il dialogo nel territorio, la presenza forte, l'ascolto, impostare un cosiddetto network con il sistema finanziario e molto con le associazioni di riferimento, con le associazioni di imprese e anche col mondo dei professionisti, che sono infatti presenti anche nel panel e quindi sono tra quelli che porteranno dei contenuti in questo evento. È una tappa di quella che potrebbe essere una terza epoca di una Sfirs che ha fatto partecipazioni pubbliche, che ha fatto negli ultimi tempi molta gestione di fondi regionali e che oggi noi vogliamo riposizionare come agenzia di sviluppo e un sistema per un'offerta di finanza complementare e quindi esattamente di quel set di risorse che va a completare il credito bancario in un momento di difficoltà geopolitica e anche di rallentamento del credito tradizionale. Sfirs non vuole essere una banca, vuole essere un buon gestore di fondi, migliorare i tempi di risposta, ma soprattutto innovare gli strumenti finanziari. Gli obiettivi sono essenzialmente quelli di creare un ecosistema, cioè di essere presenti fisicamente per sedersi nei tavoli e valutare i progetti a partire dagli start-up e anche dalle prime fasi di crescita di un'impresa, tavoli nei quali ci devono essere rappresentanti delle banche, ci devono essere rappresentanti delle università, la Camera di Commercio. Non è casuale la presenza qua perché abbiamo in corso delle idee, delle ipotesi di accordi proprio per mettere a punto un vero e proprio ecosistema finanziario, una rete che possa consentire alle imprese di fare quel cambio di passo che oggi obiettivamente non c'è mai stato. Ritengo e spero di poter dare un contributo buono. La mia esperienza è un'esperienza nel campo prima delle garanzie che continuo comunque a coltivare, poi molto nell'ambito della governance di banche, sia del credito cooperativo locale, poi di uno dei grandi gruppi di riferimento nazionali, per cui credo di portare una sensibilità di quello che le banche possono fare, ma anche di quello che alle banche non si può chiedere e si può e si deve chiedere ad altri strumenti, per esempio alla nostra finanziaria regionale.
Valerio, 28 anni fa se n'è andato il professor Carlo Caupinna, che è stato un pioniere, lo descriveranno ancora meglio i suoi allievi, quelli che hanno collaborato con lui in una materia delicata, molto attuale, che è quella della pianificazione, dell'idrografia, delle acque della Sardegna, per essere molto diretti su un tema che tuttora è al centro molto spesso delle cronache, legata alla siccità, legati ai cambiamenti climatici, a quella che è la stessa distribuzione dell'acqua potabile per usi irrigui, per l'industria, eccetera. Sentiremo una serie di commenti che rendono molto bene l'idea di quanto fosse geniale, è l'aggettivo che hanno usato i suoi allievi, il professor Carlo Caupinna. Le sue lezioni, che erano veramente spassose, però veramente dense di contenuto per noi poco più che ventenni, giovani studenti di ingegneria idraulica. E poi il mio primo lavoro, appena laureato, appena dato l'esame di Stato, il professor Cau mi chiamò per collaborare nell'allora Istituto di Idraulica, un grosso progetto che aveva con l'ente autonomo del Flumendosa, quindi io ho iniziato a lavorare col professor Cau. Se adesso dovesse sovrapporre quello che lei ha trovato da giovane studente, anzi facciamo da specializzando in quegli anni, fine degli anni 80 più o meno, e dovesse sovrapporla alla situazione attuale, anche in virtù del suo incarico, che tipo di riflessione le viene in mente? Ma molte delle cose che il professor Cau diceva all'epoca, che erano, come dire, pionieristiche, già un termine che rende veramente poco, hanno contribuito in maniera determinante poi alla mia formazione professionale e tuttora molti di quegli insegnamenti, molte di quelle battute sono, come dire, un faro, una guida anche nelle decisioni che sono chiamato a prendere quotidianamente. Se dovesse scegliere un aggettivo per descriverlo, per ricordarlo, quale sarebbe? Un solo aggettivo è difficile, ma direi geniale. Professor Saba, cosa ha lasciato all'Università di Cagliari? Alla collettività lo sappiamo, il piano idrografico, la gestione insomma, delle acque, eccetera. Cosa ha lasciato però a voi, docenti della materia, il professor Carlo Caupinna? Il professor Cao ci ha lasciato la passione e il rigore nel fare l'attività di ricerca. Il professor Cao era disinteressato al risultato finale, l'importante era arrivarci bene. Tutte le cose fatte bene sono utili, mi ha detto una volta, ed era il suo motto. Qualunque cosa si facesse si doveva fare bene e sarebbe diventata utile. Per contrapposizione tutte le cose fatte male sono inutili. Questo è quello che mi ha insegnato, fare le cose bene. Lei ha incrociato in varie epoche, con vari ruoli, l'opera di uno che i suoi colleghi hanno definito geniale, il professor Carlo Caupinna, nella gestione e nella pianificazione delle acque della Sardegna. Che tipo di ricordo le viene in mente? Ma è un ricordo molto affettuoso. Io ho conosciuto il professor Cau quando sono rientrato dall'Aquila, che ho vinto il concorso a Cagliari. Lo conoscevo già ovviamente di nome, perché era allievo di Cagliari, chi non conosceva il professor Cau. Ma naturalmente è una conoscenza diciamo molto generica da studente. Quando sono rientrato a Cagliari ho avuto subito diciamo, la possibilità di avere la conoscenza con lui per una pratica che abbiamo diciamo sviluppato assieme, una pratica normale dell'università che riguardava sostanzialmente un contratto esterno a un professore esterno. Ci siamo conosciuti e devo dire anche che c'era, che mi anticipava una conoscenza familiare della mia famiglia, di mio nonno, con la famiglia di professor Cau. E da lì ci siamo conosciuti, ovviamente istituti diversi, non abbiamo avuto una frequentazione, che viceversa lo è diventata quando io sono stato nominato subcommissario per l'emergenza idrica in Sardegna. E in quell'occasione mi viene da sorridere perché pensai subito di fare una commissione tecnica che valutasse tutti gli interventi sui progetti dell'emergenza idrica che dovevamo esitare. Erano, ricordo bene, 640 miliardi di lire. Feci una commissione e naturalmente pensai immediatamente a professor Cau, a professor Binaghi e all'ingegner Mulas. Naturalmente era una commissione
ricordo questo, lo racconto perché è molto... Di cinture nere, no? Questi 3 ingegneri. Una commissione di cinture nere che è stata il mio asso nella manica. Naturalmente non avevo faccia un po' di chiedere al professor Cao perché era un coinvolgimento a titolo in quel momento gratuito, non avevo nessun riferimento per poter compensare questo lavoro, che era un lavoro importante perché mi dovevano coordinare, insomma, da un punto di vista tecnico 640 miliardi di lavori. E quando le lo dice, senta professore, io non tanto la faccia di chiederle questo, la sua disponibilità, perché dovrei fare una commissione sull'emergenza idrica, così, e gli ho detto però la faccia non ce l'ho perché purtroppo è una commissione che in questo momento non posso pagarla. Non posso pagare. Mi ricordo che mi guarda e mi disse: quando mamma Regione chiama bisogna rispondere positivamente. Professore, è un ricordo appunto affettuoso, è un ricordo anche scientifico, si passava da quelle che erano le carte, le penne, le mine, anche alla digitalizzazione. Quel tipo di Sardegna, con quel pensiero geniale e pionieristico che avete avuto, adesso cosa sfrutta? Cosa si è portata appresso? No, guardi, questa è una domanda molto difficile, non le saprei rispondere. Quello che le posso dire è che noi utilizzavamo strumenti che allora nascevano. I primi computer. I computer erano nati già da un po', però insomma non c'erano ovviamente gli sviluppi che ci sono oggi. Però le posso dire una cosa, che noi abbiamo utilizzato appieno l'arma tecnica, della competenza tecnica. E posso dire soltanto questo, che quando le poche volte che ho avuto bisogno di andare all'ufficio Diga a Roma, per sostenere gli interventi dell'emergenza idrica, dopo la prima volta, quando capirono e videro che io avevo dietro professor Cao, l'ingegner Binaghi e l'ingegner Mulas, io ho avuto la strada aperta. Tutto discesa. Non c'erano discussioni sull'aspetto tecnico. Chiudiamo su Carlo Caupinna con un aggettivo, l'ho chiesto anche agli altri suoi colleghi in questa commemorazione a 28 anni dalla scomparsa. Se lei dovesse scegliere un aggettivo, quale sarebbe? Un professore geniale. Che tempi erano quelli in cui lei era collaboratore, era al fianco del professor Caupinna? Erano, diciamo, tempi di studi preliminari e di, diciamo, posare le pietre per una rivoluzione che poi effettivamente si è effettuata, e che il professor Cao è stato il protagonista di queste diciamo, nascita, seminando concetti, metodi di approccio nel governo delle acque per la Sardegna, ma che in quel momento erano addirittura all'avanguardia in Italia. Il piano acque della Sardegna, di cui il professor Cao è stato il regista principale, se non unico, è stato il primo piano acque integrale e multisettoriale realizzato in Italia. Se pensate che è stato, come dire, presentato al pubblico in Sardegna, alla comunità sarda nel 1988, e che la legge sulle autorità di bacino è del 1989. Ecco, quel piano era già costruito come poi ha previsto una legge dello Stato che è stata approvata successivamente. Ecco, prima diceva il figlio del professor Caupinna, il professor Cao, Jaime, diceva che voi lavoravate in tempi in cui la scienza andava con la penna, andava con le macchine da scrivere e si iniziavano a intuire i venti della digitalizzazione. Ecco, che tempi sono stati? Sono stati tempi, come ha detto Jaime, pionieristici, nel senso che è vero che fino al giorno prima, nel momento in cui abbiamo cominciato a lavorare con il professor Cao, si lavorava con la penna, ma da quel momento abbiamo lavorato col primo computer dell'Università di Cagliari, che era posizionato proprio qua sotto il famoso centro di calcolo, un IBM 360, con le schede perforate, e abbiamo incominciato a lavorare su quel computer sulla base di un test americano appena uscito nel 1968, 69 e 70, che il professor Cao ha portato nell'Università di Cagliari e ha coinvolto molti allievi, ma poi anche professori che si sono occupati della materia, e sulla base di quel testo americano
si è incominciato a fare una programmazione moderna basata su strumenti anche digitali. Programmazione per esempio mediante modelli di simulazione che fino ad allora era impensabile fare con la matita e col foglio quadrettato, che era che comunque la passione del professor Cao, perché qualsiasi cosa scrivesse la scriveva con una matita, un micropenna su un foglio quadrettato, con una scrittura che era anche difficile da capire. Senta, le chiedo, quella Sardegna, la Sardegna degli anni 80, anni 60, 70, sino agli anni 80, adesso uno pensa alla gestione delle acque e viene in mente i grandi bacini, il lago Modeo, il Coghinas, le dighe che sono nel sud Sardegna, al centro dell'isola. Ecco, qual è stato uno dei punti, come dire, più complicati dal punto di vista scientifico da analizzare? Beh, innanzitutto era proprio il modello di gestione oltre che di realizzazione delle nuove opere. Per esempio, una delle grandi novità introdotte con quel piano, che forse qualcuno dimentica, è stato proprio il grande progetto delle interconnessioni tra bacini. In quel momento si è capito che l'intera regione era un unico sistema idrico integrato, sia dal punto di vista degli usi, perché è un sistema che serve sia all'acqua irrigua, sia all'acqua potabile, sia all'acqua industriale, con le stesse opere che sono in comune a tutti gli usi, ma non solo, ma tutti i bacini idrografici della Sardegna sono coordinati e messi in interconnessione prima a livello di professor Cao come idea e adesso effettivamente, e quindi una gestione su base regionale da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle utilizzazioni e dal punto di vista dell'interconnessione geografica. Se lei dovesse scegliere un aggettivo per ricordare il professor Carlo Caupinna, quale sarebbe? Beh, da un certo punto di vista geniale, da un altro punto di vista per me è un esempio anche dal punto di vista culturale, etico, morale. Non era solo un tecnico, era un maestro di vita, insomma. Professore, le riflessioni su quella che è stata l'opera di suo padre, Carlo Caupinna, cioè il disegno dell'idrografia regionale, in tempi in cui era complicato capire quali fossero le necessità, quali le possibilità di stoccare l'acqua, quindi un bene primario per l'industria, per i cittadini, per l'allevamento e l'agricoltura. Ecco, a 28 anni dalla sua scomparsa, lei come lo ricorda? Grande lavoratore, che faceva degli orari stranissimi. Io ricordo che come dire, raramente riuscivo a cenare con lui, viceversa il pranzo alle 3 del pomeriggio si riusciva ad averlo insieme alle 3 del pomeriggio. Ricordo, ripeto, una figura che diede l'anima per l'università, per il territorio. E in particolare ricordo che questo studio sull'idrologia superficiale della Sardegna fu uno studio della fine degli anni 80 particolarmente impegnativo, a cui peraltro partecipai anch'io in modo molto, molto modesto. Da studente o da ricercatore? No, nel passaggio tra il liceo, la fine del liceo e l'inizio dell'università, diedi una mano in quei 2 mesi prima di iniziare a fare lo studente universitario, e ricordo che questo fu uno studio particolarmente apprezzato perché, come forse molti ricorderanno, negli anni 60, anche 70, insomma, riempivamo d'estate le vasche con l'acqua, perché spesso e volentieri l'acqua mancava. Le vasche da bagno nelle proprie abitazioni. Vasche da bagno nelle proprie abitazioni. A valle di questo studio ci fu una pianificazione di interventi che, diciamo, sanò in modo sistematico questo problema e, insomma, fortunatamente non li abbiamo più dovuti riempire. Ecco, se lei ricorda, insomma, qual è stato il passaggio più complicato? Quale area della Sardegna richiese a suo padre una riflessione scientifica particolarmente accurata? Ma questo in specifico non lo ricordo. Io ricordo che fu uno studio dove si cercava di passare da tutte le informazioni che erano su carta, stiamo parlando, ripeto, della fine degli anni 80, a informazioni che dovevano essere digitalizzate. E quindi era necessario che queste informazioni di tutta la Sardegna, pluviometriche e via discorrendo, venissero rese a disposizione su macchine, su computer, di allora naturalmente, per poter essere elaborate in modo puntuale per raggiungere l'obiettivo desiderato di pianificazione delle risorse idriche. Quanto è attuale il pensiero del professor Caupinna?
Io non sono un ingegnere idraulico, quindi non sarei capace di darne una definizione puntuale, però durante questa giornata ci sono 3 dei suoi allievi più un subcommissario alle risorse idriche che allora firmò appunto un incarico in particolare. Parliamo del professor Fadda. Lei è un ingegnere legato molto alle tematiche aerospaziali, a quelle che sono i passi avanti dai mattoncini su Marte, a quelle che sono state le prospettive per ricavare i combustibili a quanti sono? Migliaia di chilometri, centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra. Ecco, se deve fare, come dire, una analisi di quella che è la situazione delle risorse idriche in Sardegna, così da cittadino ma anche da tecnico, cosa direbbe? Onestamente mi sembra di poter dire che la situazione sia abbastanza tranquilla nel momento in cui il livello delle precipitazioni si mantiene entro certi livelli. Quando questo non succede, in alcuni bacini, a Nord Sardegna in particolare, vengono a galla delle criticità abbastanza significative. Questo può darsi che possa, diciamo così, spingere il decisore politico a fare delle riflessioni ulteriori e ad approfondire questo tema, ovviamente per fare in modo che tutti i soggetti, abitanti, industriali e agricoltori possano godere di questa primaria risorsa. Non posso non approfittarne e chiederle di Artemis, in 30 secondi che balzo è? È un evento fondamentale per proseguire questa attività spaziale dell'intera umanità. È una missione che per la prima volta non vede solo la NASA coinvolta, ma vede anche altri soggetti. Questo fa pensare che domani per l'esplorazione dello spazio profondo sia necessario mettere davvero insieme delle risorse, perché altrimenti i costi diventano quasi insopportabili per un singolo paese, ancorché grande come gli Stati Uniti. E quindi chiudiamo con questo nel fare gli auguri e il ricordo e la commemorazione al professor Carlo Caupinna. Grazie davvero per essere stati qui. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione,
nell'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione dedicata in gran parte ai trasporti. Abbiamo aperto con il convegno di Confcooperative che metteva in evidenza tutto quello che è il problema dell'aumento dei costi in generale. Abbiamo fatto un salto ad Arborea per il convegno giovani di Confartigianato. Abbiamo visto l'inaugurazione della prima sede della finanziaria regionale a Sassari. Abbiamo parlato anche di sindacato e della UIL in particolare. Ed eccoci in chiusura con Francesco Porcu per analizzare l'ultimo report prodotto dall'Ufficio Studi della Confederazione Nazionale Artigiani. Expo in Sardegna 2025 si registra un calo dell'11,4%, soprattutto in difficoltà l'agroalimentare. Sì, questo è il dato di fondo. La verità è che nel nostro report andiamo a fare un'analisi rimarcando che il 2025 è un anno particolare e costituisce una sorta di spartiacque, vuoi per le crescenti tensioni geopolitiche, vuoi per lo scossone che la politica commerciale degli Stati Uniti con i dazi hanno prodotto, mettendoci di fronte a un fatto nuovo, di cui l'economia regionale, soprattutto quella parte più vocata all'export, dovrà far di conto nei prossimi anni. Cioè siamo di fronte a una fase storica del tutto nuova, si è rotto gli equilibri su cui ovviamente poggiava anche il sistema economico e il sistema dei rapporti e delle relazioni commerciali. Siamo entrati in una fase, in un'era nuova, segnata da grandi incertezze che inevitabilmente richiederà anche attori economici più robusti, più solidi, capaci di una maggiore concretezza in termini di competitività e anche con una capacità di andare a conquistare nuovi mercati. Questo è il dato di fondo che traspare dal nostro report e quanto accaduto soprattutto sul mercato nordamericano, che è un mercato di riferimento per noi molto importante, può essere anche una scossa salutare perché necessariamente ci mette di fronte appunto a questa nuova prospettiva. Dobbiamo attrezzarci e costruire un sistema economico in grado ovviamente di competere in questa fase nuova così complessa e ricca di insidie. E nel nostro report ovviamente facciamo un po' di conto e andiamo a, come dire, ad accendere i riflettori su quanto accaduto appunto su quest'anno particolare che ci siamo lasciati alle spalle, e il dato è quello che lei richiamava, meno 11,4% il volume complessivo delle esportazioni, e quindi ci attestiamo su circa 5,9 miliardi. Dobbiamo ovviamente dire anche che il 75% di questi volumi riguardano gli idrocarburi e quindi è petrolio e derivati. Però anche al netto del petrolio la riduzione delle masse dei volumi esportati è dell'ordine dell'1,4%, con il dato che mette in sofferenza le esportazioni nel settore dell'agroalimentare, che si sono ridotte dell'1,7%. Percentuale che sembra a prima vista
come dire, tutto sommato contenuta, è che è il frutto soprattutto del fatto che i dazi sono stati annunciati con largo anticipo. E questo ha prodotto un fenomeno, quindi un'accelerazione davvero molto forte nelle vendite pre-dazi, prima che questi entrassero in vigore, però abbiamo alcuni settori che... Andiamo al dettaglio, andiamo ai particolari. C'è un dato che preoccupa su di tutti e riguarda il nostro prodotto simbolo dell'agroalimentare, il pecorino romano verso USA, che voi analizzate in un calo costante da agosto a dicembre 2025 con punte del meno 30%. Il dato complessivo su base annua è meno 2,8%, però dovuto al fatto che al fenomeno che spiegavo poc'anzi, che i dazi sono stati annunciati per tempo e c'è stata una corsa agli acquisti e per noi, come dire, alle vendite. Ma a partire da agosto, su base mensile, abbiamo una contrazione che in doppia e in tripla cifra, agosto meno 30 e poi via via settembre, ottobre, novembre, 18, 12 e quindi preoccupa davvero molto l'aspettativa. La prospettiva. Segnaliamo anche che per quanto riguarda il pecorino, fortunatamente siamo di fronte anche a una crescita, come dire, della domanda su mercati che sono, chiamiamoli così, emergenti, e quindi c'è una propensione all'acquisto molto forte che va coltivata, che consente un processo di diversificazione. Parliamo ad esempio degli Emirati Arabi, dell'Arabia Saudita, del Messico e della Corea del Sud, tutti mercati che ovviamente vanno esplorati e che possono offrire una opportunità importante per quanto riguarda i nostri fornitori. Nel fine settimana è stato inaugurato il Vinitaly di Verona e noi abbiamo riscontrato un meno 9,4% nel corso del 2025 in fatto di export. Il vino è uno di quei settori che a livello regionale, ma il dato è preoccupante anche a livello nazionale, registra delle tensioni, diciamo, più forti alla luce di quanto è accaduto, delle tensioni che ci sono a livello geopolitico e soprattutto per la parte dazi. Così come registriamo, sono solo i prodotti da forno per la verità, il resto dell'agroalimentare va male ed è in territorio negativo, l'olio meno 21%. E quindi abbiamo, come dire, una prospettiva per l'anno in corso, alla luce anche di quanto sta accadendo con la guerra in corso con Stati Uniti, Israele e Iran, che getta davvero un'ombra su una prospettiva che si annuncia assai complessa e difficile, perché soprattutto da un punto di vista energetico i rincari con i mezzi ovviamente di trasporto e peraltro anche l'impossibilità di poter utilizzare partite commerciali con la frequenza. Lo stretto di Hormuz ci dice che c'è una parte considerevole del commercio internazionale che è bloccata in quell'area strategica, quindi da un punto di vista della prospettiva siamo in un terreno che è del tutto incompiuto. Completiamo la nostra analisi con gli oli, meno 21,3%, però abbiamo una nota positiva che lei mi deve spiegare, quella che riguarda la pasta e i prodotti da forno, più 40%. La nostra amicizia con il Canada, qual è il... Da questo punto di vista abbiamo cercato, come dire, di approfondire. Ci sono in alcuni paesi sono stati consolidati e rafforzati dei rapporti commerciali che hanno consentito, ovviamente stiamo parlando di valori tutto sommato anche abbastanza modesti, di ottenere quel risultato. Adesso vorrei soffermarmi sull'attualità. Il Consiglio regionale ha approvato una legge, tariffa minima per quel che riguarda gli appalti, i bandi d'appalto a 9 euro l'ora. Sì, si tratta di un provvedimento che segue quello approvato da alcune altre regioni, per esempio la Puglia, alcune altre regioni come la Toscana e altre sono in corso di esame e di approvazione di un provvedimento analogo, ma si tratta ovviamente di una base minima. Noi abbiamo
a livello nazionale un grande problema, che è quello di ovviamente recuperare il potere d'acquisto degli stipendi. Siamo 8 punti percentuali al di sotto, questo come dato nazionale, al di sotto del 2021, del periodo pre-Covid. Ma per la verità noi preferiremo che ovviamente questi ambiti avvenissero attraverso una contrattazione che deve avvenire tra sindacati e imprese, anche se ovviamente parliamo di un valore minimo, che è un valore alla quale ovviamente a noi non crea problemi, perché i nostri contratti sono ovviamente di valori superiori. Vedremo come poi impatterà la legge, perché per esempio in Puglia la nuova norma sta creando dei problemi alla stessa regione, perché questa è una norma che vale per ovviamente le partecipate, per gli appalti regionali, e in quell'ambito sta creando dei problemi applicativi anche alla regione in alcuni settori dei servizi, come quello per esempio del portierato. Tutto sommato si tratta in termini generali di un segnale che deve essere dato, va nella giusta direzione. Abbiamo bisogno di far crescere gli stipendi, di migliorare la produttività delle imprese e di allinearci da un punto di vista anche salariale a quanto avviene nel resto d'Europa. Ci avviamo alle conclusioni della trasmissione, parliamo di turismo. Come si prospetta la stagione 2026? Abbiamo avuto una buona Pasqua, sono arrivati in 170.000, ma c'è il problema dei voli, del caro voli, ma anche qualcuno osserva tutte quelle mete del Medio Oriente potrebbero essere un vantaggio per la Sardegna, quelle mete che non si raggiungono più per motivi di pericolosità. Sì, ce lo auguriamo davvero, che il fatto che ovviamente tutta quella parte molto importante che oggi è purtroppo immersa in una condizione che riguarda appunto il conflitto che abbiamo richiamato prima, possa, come dire, consentire uno spostamento dei flussi verso il nostro paese, anche verso la Sardegna. Rimangono ovviamente elementi di grande incertezza. La stagione, in assenza di tensioni geopolitiche, sarebbe stata una stagione positiva. Tutti i dati ci dicono che c'è una propensione molto forte. L'incertezza però è grande ed è davvero difficile pronosticare rispetto agli eventi in corso quali saranno appunto gli esiti della nuova stagione. Ci auguriamo che la guerra, questa tregua, regga e ovviamente si riapra lo stretto e quindi ci sia anche una condizione che consenta poi ai volumi di traffico, soprattutto aereo, di poter, come dire, ritornare a una condizione, diciamo, di normalità. Per quanto riguarda appunto il nostro dato regionale, la prossima settimana stiamo completando un report che andrà un po' ad valutare quella che è il livello di gradimento della meta Sardegna, con un'analisi e una ricerca che viene fatta sul web a livello globale. I dati sono incoraggianti, ma occorre che anche le condizioni di contesto muovano in questa direzione e consentano il dispiegarsi delle piene potenzialità che ovviamente la regione può offrire, soprattutto nella stagione che si apre. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.